Buongiorno a tutti i telespettatori, siamo con voi per parlare dello smart working e di come questo ha influenzato le nostre vite negli ultimi mesi. E siamo in compagnia di Paolo Errico, presidente del Comitato della Piccola Industria di Confindustria Veneto e CEO di Maxfon. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, in questi mesi molte imprese a causa dell'emergenza sanitaria si sono attivate con lo smart working, chiaramente, che è poi esploso. Quanto è importante questa modalità di lavoro? Quali sono i vantaggi che può portare anche? Ma diciamo che in realtà siamo stati dall'acuirsi, diciamo, della situazione del Covid, e quindi in un particolare momento le aziende sono state costrette a chiudere, quindi l'alternativa era quella di potersi organizzare con i propri collaboratori per dare continuità alle attività che potevano essere condotte con questa modalità. Ecco, non dimentichiamo che non tutte le imprese hanno potuto utilizzare questa modalità. È chiaro che chi ha della manifattureria, diciamo, con delle linee di produzione, ha avuto difficoltà a mantenere questo tipo, diciamo, di soluzione. E io sono sempre abbastanza perplesso quando si usa il termine smart working, perché in realtà almeno nella prima fase del Covid e ancora adesso stiamo parlando di una modalità che sarebbe meglio definirla come telelavoro. Diciamo che le imprese e i collaboratori stanno imparando adesso a capire meglio come utilizzare questa nuova modalità di lavoro. Certo, ecco, e al di là degli effetti positivi, appunto, che dicevamo, molte persone si sono sentite però sopraffatte da questa modalità, insomma, lamentando una mancanza anche di distacco tra la vita lavorativa e la vita privata, per esempio. Si possono evitare questi effetti negativi da smart working e se sì, come? Ma sì, perché in realtà noi l'abbiamo inteso come lavoro da casa e non è lavoro da casa, nel senso che nella dizione corretta di smart working una persona lavora in ambienti che sono diversi, che possono essere magari appunto la casa, ma in realtà uno può lavorare in uno Starbucks, può lavorare in metro, può lavorare in qualsiasi altro ambiente dove in quel momento ci sia la necessità di fare alcune attività. Trasformarlo tutto in un ambiente unico che è la casa ha sicuramente delle ripercussioni non banali, per serie di motivi. Primo, perché comunque per quanto sia positivo l'ambiente domestico, è anche bene ogni tanto poter staccare dal lavoro, mentre tendenzialmente quello che sta avvenendo è che le persone in smart working hanno dei ritmi magari più stringenti, e non c'è una discontinuità in tutte quante le attività. C'è da dire poi che per quanto noi magari in passato non apprezzavamo il fatto di poterci spostare, di fare qualche colonna in auto, oppure di prendere il treno, di incontrare qualche persona al bar, quindi tutta questa attività sociale che era comunque incapsulata, passatemi il termine, all'interno di un modello lavorativo, questo si è perso. Quindi se vediamo gli aspetti negativi che abbiamo è perché lo smart working, come l'abbiamo interpretato noi, logicamente perché siamo stati costretti a rimanere, che si sviluppa solo esclusivamente all'interno dell'ambiente domestico. Questo non è smart working, questo appunto è telelavoro, e questo sicuramente si riverbera anche in modo negativo nella psicologia delle persone. Ci sono delle persone che passano tutto il giorno a casa lavorando in smart working in tuta e magari non si fanno neanche la barba o non si truccano, voglio dire. Quindi c'è sicuramente un aspetto, ma perché va interpretato in modo diverso. Lo stiamo imparando a capire come si può lavorare in smart working. Non è una questione di orario, di quanto tempo si lavora, ma lo smart working prevede delle tecniche di task, quindi di mini progetti, di mini attività fatte durante il giorno. Nel momento in cui l'ho fatta è giusto che io mi possa alzare, fare un giro, andare a fare una camminata col cane, e quindi non farmi 10 ore magari davanti a un computer, come spesso sta accadendo. Questo per chi ha sempre lavorato tanto in azienda e sta lavorando tanto a casa.
Ecco, e per quanto riguarda invece le ripercussioni sul lato economico, pensiamo per esempio al fatto che lavoratori che una volta lavoravano in azienda, in ufficio, magari andavano a bersi, a fare la colazione, a bersi il caffè al bar, oppure andavano a mangiare al ristorante a mezzogiorno, adesso chiaramente non lo fanno più. Ecco, quanto incide anche questo, diciamo, sull'economia nazionale? Ma questo incide tanto. Infatti io spesso, anche ieri ero in una trasmissione, ho detto che dovremmo avere il coraggio di dire anche quello che molti politici ancora non dicono, che in realtà si perderanno molti posti di lavoro, cioè alcune imprese, alcune attività saranno cancellate, ma non per colpa dello smart working, ma per il fatto che magari lo smart working rappresenta un cambio di paradigma, un cambio di modello, e non sarà tutto quanto smart working, perché comunque ritorneremo a lavorare nelle nostre imprese, avremo il piacere di ritrovarci a festeggiare un compleanno come ci è successo, con delle pastine e una bottiglia di prosecco, cosa che non si può fare come stiamo facendo io e te in questo momento attraverso una video chat. È chiaro che ci sarà un ridimensionamento in tanti contesti, e quindi sicuramente la ristorazione, nell'esempio che facevi te, è uno degli esempi più colpiti da questo punto di vista. Però io penso che sia una condizione che non si riverbererà per lungo tempo, no? Con l'arrivo del vaccino e con la ripresa un po' delle attività ci sarà voglia di ritornare al lavoro, inteso di ritornare nell'ambiente dove siamo stati sempre abituati a lavorare. E in più si integreranno delle attività in modalità smart per magari alleggerire tutta una serie di contesti. Penso si parla del problema della gestione dei figli, dei ragazzi, che spesso dobbiamo constatare incide sulla donna. Lo smart working potrebbe essere una soluzione intelligente per aiutare, diciamo, i genitori che hanno problemi, diciamo, nella gestione dei figli. Questo sì, potrebbe essere una cosa molto interessante. Ritornando alla domanda, è chiaro che questo nuovo modello diciamo, si riverbererà anche nelle attività commerciali. Forse avremo molti meno bar rispetto a prima, ma forse erano tanti prima, non lo so. Ecco, sicuramente comunque c'è da tenere presente che dal punto di vista del contesto economico questo è un aspetto da cui tenere conto, e di cui bisognerebbe anche prendersi la responsabilità. Sicuramente se avremo meno persone che vanno negli uffici, avremo meno imprese di pulizia che faranno pulizia, quindi l'impatto, diciamo, sui servizi, sui settori terzi è un impatto che sarà notevole da questo punto di vista. Ecco, comunque riprendendo quello che ha detto lei, insomma, la sua opinione è che non ci sarà un ritorno completo all'ufficio o diciamo, uno stazionamento sullo smart working, ma ci sarà un'integrazione di queste due modalità, è corretto? Ma io penso di sì. Penso che a regime il ritorno, allora, tanto non sarà più come prima, e questo è bene che tutti lo capiscano, perché noi arrivavamo già prima del Covid da una situazione economica abbastanza complessa, perché rispetto al 2008 eravamo ancora 4 punti sotto sul PIL, e quindi altri paesi avevano recuperato, noi ancora no. Quindi noi sicuramente dobbiamo essere consapevoli che faremo un po' più fatica rispetto agli altri se non intervengono importanti investimenti e riforme. Quindi in realtà quello che io prevedo è che comunque da questa esperienza dobbiamo trarre tutta una serie di conclusioni, e sicuramente una cosa di cui oggi siamo consapevoli è che per alcune attività, per alcuni tipi di figure all'interno delle imprese, questo tipo di soluzione, lo smart working intelligente, chiaramente con la possibilità di lavorare per esempio con non so, dei servizi a larga banda, bene anche da casa, può essere una soluzione che si integra, cioè non sarà sostitutiva, ma impareremo ad avere dei colleghi che ogni tanto faranno qualche giorno di lavoro in una modalità diversa. Ecco, questo penso che l'abbiamo imparato, e penso che siamo maturi per questo tipo di approccio. Certo. Benissimo, allora noi ringraziamo Paolo Errico, presidente del Comitato della Piccola Industria di Confindustria Veneto e CEO di Maxon. Grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a voi, buona giornata.